credo che questa sia un'ulteriore dimostrazione di violenza da parte di qualcuno che evidentemente ha paura. È amareggiato per l'espulsione dei militanti leghisti padovani Roberto Marcato, che definisce i provvedimenti presi direttamente dal federale di Via Bellerio come fatti ad orologeria. E a Padova di fatto sono quasi tutti delegati al Consiglio regionale e guarda caso, sono delegati vicini al sottoscritto. Beh, insomma, le coincidenze non esistono e faccio fatica a pensare che sia un caso. Ci sono consiglieri regionali che attaccano sindaci della Lega sui giornali, ci sono parlamentari che non hanno versato una lira, ci sono parlamentari che hanno preso il bonus Covid e sono ancora parlamentari. Cioè, abbiamo una miriade di casi, non si capisce perché proprio oggi e proprio questi abbiano ricevuto questi provvedimenti disciplinari. L'ulteriore bufera nella Lega è esplosa quando si è scoperto che molti tra i consiglieri e assessori regionali non sono in regola con i versamenti al partito, nonostante i pesanti stipendi percepiti. Sarebbe stato lo stesso Luca Zaia a chiedere di regolare le posizioni. Invece Roberto Marcato avrebbe incrinato pesantemente il rapporto con Matteo Salvini, tanto che il ministro delle infrastrutture non l'ha voluto incontrare l'altro giorno a Venezia. L'espulsione di Fabrizio Boron per Marcato non ha spiegazione. Il casus belli sarebbe stato l'appoggio di Boron al candidato sindaco di Mestrino Mario Fiorindo in contrapposizione con quello della Lega, il vincitore Marco Agostini. È questo che risulta molto strano, cioè lui va per conto proprio a una serata elettorale, per carità poteva fare a meno di andare, certo che sì, e poi abbiamo dentro il partito personaggi che fanno di tutto e di più e questi rimangono lì, ma sei andato a una serata elettorale e vogliamo davvero credere che questo sia il motivo? Mi spiace, non ci credo. In vista del congresso per scegliere il segretario veneto è Marcello Bano, sindaco di Noventa, a chiedere un confronto costruttivo all'interno della Lega. Io penso che sia arrivato il momento di fermarci tutti per senso di responsabilità, sederci attorno al tavolo, fare dei ragionamenti. Non voglio entrare nel merito di chi ha ragione, chi ha torto, eccetera, però oggi, lo dico da militante, conviene a tutti abbassare i toni, sedersi, parlarsi e soprattutto ripartire uniti.